Governatore Zaia, Baku il giorno dopo e adesso? Adesso siamo a Istanbul, stiamo rientrando e direi che adesso c'è un bel lavoro, un grande lavoro da fare, visto e considerato che va fatta animazione sul territorio, prima di tutto con i cittadini, perché è giusto che si sappia che cos'è il patrimonio dell'umanità, come funziona questa novità che abbiamo nei territori, e poi coinvolgere gli stakeholders, come si dice, no? E le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria, ovviamente il consorzio di tutela del Prosecco Superiore di OCG, che è sempre stato al nostro fianco il Presidente Nardi, in modo tale che si riesca a mettere in piedi la squadra che andrà a gestire il sito, perché UNESCO adesso ci chiede il piano di gestione che dobbiamo presentare, se non sbaglio, entro 4 mesi. E direi che abbiamo molto da lavorare, pancia a terra, poco tempo da perdere e soprattutto i premi Nobel si rivolgono da un'altra parte. Poi in questi casi, l'ho già visto con le Olimpiadi, sono tutti gli esperti, sono tutti quelli che ti hanno sempre sostenuto ma tu non li hai mai visti, insomma penso che sia, ormai fa parte del cerimoniale di corte. No, bisogna lavorare perché questa è una grande opportunità, non solo per l'area del Prosecco, ricordiamo che stiamo parlando di un'area di 15 comuni, l'area storica, e ricordiamo che in questa area del patrimonio dell'umanità il 70% della superficie è ricoperto da boschi, questo non lo dice mai nessuno. Cioè, leggo commenti nazionali, dice sembra che abbiamo la Napa Valley, una distesa in pianura di vigneti, non c'entra niente, non c'entra nulla, ditele queste robe, lo si sa già, il futuro prossimo direi è quello dell'assenza di chimica in agricoltura, e proprio per questo motivo è più facile che ci sia un territorio che ha un vincolo che è più virtuoso, ma lo è già peraltro la zona del Prosecco, piuttosto che altri. Come dire, è più facile aprire una finestra su un palazzo anonimo o al Colosseo? Io direi sul palazzo anonimo, perché non al Colosseo? Perché è vincolato, perché è un edificio storico, perché comunque c'è un sacco di riflettori, è esattamente quello che accade. Un piccolo spostamento di aria nel patrimonio dell'umanità in quella zona è un ciclone, un piccolo spostamento d'aria in un territorio anonimo non se ne accorge nessuno. Presidente, aumenterà il PIL o la qualità della vita della gente? Ma io spero che aumenti la qualità della vita, il PIL, che si faccia un bel salto anche dal punto di vista di promozione, di immagine per il Veneto, è una grande opportunità e dobbiamo essere pronti ad accogliere, soprattutto penso ai giovani. L'ospitalità, non autorizzando nuovi alberghi, la dobbiamo fare in maniera diffusa, quindi è una grande opportunità per i giovani che possono aprirsi delle piccole realtà, approfittare di una camera libera nella casa paterna o che so, avere magari un piccolo casolare, un piccolo casè, come si dice, no? In mezzo ai vigneti, prenderlo in affitto, fare qualcosa, piuttosto che organizzare l'incoming, cioè i turisti che arrivano hanno bisogno di una visita guidata nel territorio, allora bisogna essere preparati, sapere le lingue, portare i turisti. Io potrei già presentare delle persone, dei ragazzi del territorio che già lo fanno, con le difficoltà del caso, che non eravamo ancora patrimonio dell'umanità, adesso per trovare un pulmino da 10-12 inglesi piuttosto che tedeschi o quant'altro, russi o americani che vengono sul territorio è una roba normale, quindi vanno accompagnati, li devi fare vedere il territorio, i punti di osservazione, i ristoranti, lo shopping, insomma tutto quello che funziona è così. Questa candidatura ha smosso tanto in Italia, addirittura il Chianti adesso prova ad imitarci e siamo davanti noi stavolta. Ah sì, noi siamo l'unico paesaggio viticolo riconosciuto da UNESCO, punto. C'è lo champagne, è vero, ma non è come paesaggio viticolo, ma è per le sue maison. E quindi diciamo che noi dobbiamo giocarci bene questa opera d'arte che hanno fatto i nostri contadini che purtroppo in molti casi non ci sono più, perché sono quelli storici, quelli che sono partiti da zero strappando i rovi, quindi questa vittoria, questo riconoscimento va dedicato ai nostri agricoltori, alle genti del patrimonio dell'umanità di quel territorio, di quei comuni, delle rive, quelli sono i personaggi che hanno fatto grande il Veneto e hanno fatto grande questa zona. Losanna, Baku, questo qua è un anno straordinario, si sente un po' l'uomo del momento? No, guardi, Losanna e Baku arrivano perché tu lavori pancia a terra per anni, non facendoti distrarre da quelli che sanno sempre tutto, ma che primo non si rimboccano le maniche, secondo non sono mai d'accordo, e il risultato di una squadra che io ho messo in piedi, che lavora, che produce, ed è esattamente il mio ruolo. Grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti.